Franco Polato, presidente di Silbfipe Confcommercio. Prima domanda riferita naturalmente all'andamento della stagione per il mondo della notte nella costa veneziana, a cominciare da Jesolo naturalmente, che rimane pur sempre il catalizzatore da questo punto di vista. Sì, assolutamente. I colleghi hanno dato parere favorevole alla stagione, nel senso che è stata una buona stagione, hanno avuto dei grandi riscontri in termini di pubblico e soprattutto hanno aumentato di molto la qualità nei contenuti, e quindi tutte le proposte artistiche e anche la qualità dei servizi offerti all'interno dei locali è stata premiata. E per quanto riguarda la sicurezza? La sicurezza è un tema importantissimo, è sempre più richiesta e abbiamo visto anche negli ultimi sondaggi del Censis che è una cosa molto richiesta. Fortunatamente, diciamo, da un certo punto di vista non abbiamo avuto problemi particolarissimi, anche perché tutti i locali sono dotati di personale professionalmente autorizzato e soprattutto di sistemi di rilevazioni, telecamere e quant'altro a circuito chiuso. Ecco, sentendo proprio i suoi colleghi della costa, quali sono le problematiche che sono maggiormente emerse per quanto riguarda la vostra categoria? Sì, le tre problematiche sono l'aumento incontrollato della materia prima, la mancanza, come secondo punto, la mancanza di reperire forza lavoro, e il terzo è la possibilità di dormire per i clienti a un prezzo calmierato nel weekend, diciamo in strutture qui a Jesolo. Cosa che immagino riguardi anche il personale. Sì, assolutamente. L'altro problema appunto è reperire il personale e trovare l'alloggio, perché i costi sono veramente proibitivi. Ecco, lei arriva dal convegno nazionale che si è svolto a Firenze, nel corso del quale è stato analizzato è stata analizzata una relazione del Censis che ha fatto un quadro dello stato di salute delle discoteche. Ecco, il mondo della notte come sta, Presidente? Il mondo della notte sta bene, la socialità, abbiamo visto, è emerso da nord a sud, è il dato più interessante di tutti, quindi tutti hanno bisogno di socialità. È chiaro che il pubblico più giovane esce più spesso rispetto a un pubblico più maturo che esce un po' meno, però la socialità e quindi il fatto di trovarsi non solo come una volta magari nelle discoteche, ma anche le cene spettacolo, stanno dando un contributo a portare appunto la gente al di fuori del divertimento e a portarli a socializzare, che ripeto è stato un altro elemento molto importante. Quindi oggi rispetto a qualche anno fa la discoteca cosa deve dare in più? La discoteca deve dare un'esperienza, non basta solamente avere un disc jockey di livello internazionale, ma ci sono tutta la serie di servizi, come dicevamo prima, quindi una cosa molto richiesta è la sicurezza, e quindi il personale e tutte quelle serie di interventi che i professionisti devono mettere in gioco appunto per garantire all'interno del locale la sicurezza, i servizi e quindi anche un certo modo di bere, un certo modo di servire, il contenuto artistico importantissimo e poi l'esperienza in generale che va vissuta attraverso anche luci, attraverso anche video wall, attraverso appunto tutti questi punti molto importanti.